Stabile occupato dai risparmiatori truffati dalla banca e dallo Stato. La scritta più che eloquente dello striscione affissa in mattinata da una trentina di risparmiatori delle banche venete che a Valdobbiadene hanno occupato uno stabile vuoto della Popolare di Vicenza. L'irruzione contro la svalutazione delle azioni decisa in autonomia da alcuni rappresentanti delle associazioni di risparmiatori in crisi. È un piccolo segno nel quale bisogna stare molto attenti, perché può essere il prodromo di qualcosa di molto più serio, molto più grave. Io non so, so che l'esasperazione è arrivata al limite. Il blitz con l'arrivo dei carabinieri dalle 10. Doveva essere un semplice incontro con i giornalisti per presentare il corteo con cui mercoledì sera a Treviso i risparmiatori provenienti da ogni parte del Veneto e d'Italia dalle 20:30 sfileranno per il capoluogo. Essere risarciti, continua a ripetere il prete antiusura Don Enrico Torta. Risarcire i derubati, perché altrimenti caschiamo in una società che si dice civile, di fatto è praticamente come Pilato che se ne lava le mani, lascia che gli altri muoiano, va bene, come Caino che ha ucciso il fratello. Qua stiamo entrando nella barbarie. Qua la finanza sta diventando una divinità, in nome della finanza si uccidono le persone. Mercoledì al corteo organizzato dall'associazione del prete antiusura anche il presidente del Veneto. Io ci sarò, non sono tra gli organizzatori, è un'organizzazione, a me piace, apolitica, non riguarda nessun partito, se no non ci sarei andato. Per la stima che ho per Don Torta, per Miatello, per Arman, ci vado a fare la mia presenza silenziosa e penso che il fatto che ci sia Don Torta sia una garanzia.